Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto un'amicizia che segue il canale e sempre fa dei belli commenti interessanti. E la domanda è se le anime, almeno se io riconosco le anime o le anime si riconoscono. Ma prima di fare questa pillola, il vostro Marietto vi chiede come ogni volta di iscrivervi al canale YouTube di De Garda e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi Facebook, ed è inutile dire che i nostri iscritti nei gruppi Facebook sono i migliori del pianeta Face, di venirci a trovare anche nel gruppo di Magici Arcieri Bertolini di Telegram. Trovate qui sotto in descrizione il link per accedervi, dove lunedì sera il De Gara Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso. In più vi ricordo che se volete potete fare tranquillamente dei commenti qui sotto, che ne sarei felice, e se vi scappa un super like meglio ancora. Bene, io ritorno un po' sul discorso che Mon Meg mi ha fatto come domanda, se io riconosco le anime. Io in quel momento lì, per ritornare al discorso della Delia, che da piccolino sapevo che sarebbe stata quella persona che nella reincarnazione dopo mi avrebbe aiutato, l'ho saputo perché me l'hanno detto i cabalisti, perché quando a 15 anni ho praticamente visto il mio futuro e mi sono voltato verso di loro e ho chiesto ma come caspita farò a salvarmi con tutti questi nemici, loro mi parlavano di questa famosa Paola, son nome fantasia chiaramente, no? E quando io chiaramente spaventato gli chiesi ma come caspita faccio a trovare sta Paola qua, non è meglio che la trovo prima? Loro mi dissero tu non puoi trovarla adesso, perché adesso prima di tutto se te lo spieghiamo dov'è non potresti capire, ma se anche te lo diciamo non puoi andare a prendere la Paola. Al che io insistette e loro mi dissero guarda, la Paola dentro la Delia. Al che io, come ho spiegato, andai a casa, chiesi al mio babbo chi era sta Delia e alla fine lui capì chi era praticamente la mamma di un mio compagno di classe. Però bisogna dire un'altra cosa, che quando la Paola poi si è reincarnata non aveva più niente a che fare con la Delia, cioè era chiaramente con il suo vissuto un'altra persona, solo io mi ricordavo, ma perché? Perché a 15 anni mi era stato spiegato a lettere cubitali, dopo avermi fatto vedere cosa sarebbe successo, che l'unica persona che in quel momento lì mi avrebbe potuto dare una mano era questa Paola qua, che poi tra l'altro io l'avrei solamente potuta ritrovare con quel cognome quando si sarebbe sposata. Quindi anche se fossi andato a cercarla prima che si sposasse e acquisisse il cognome del marito, per me sarebbe stato impossibile. Quindi questo è stato, diciamo, un caso fortunato, se no a ricercare le anime bisogna usare il pendolino o dei veggenti, dei bravi veggenti che hanno questo dono di riuscire a vedere chi erano le persone nella vita prima. Se no questo non è un dono che ho, io casomai ho altre qualità, ma il dono della veggenza no. Ecco, questa è solamente una piccola parentesi per rispondere a Mon Meg, che appunto giustamente dice ma allora tu riesci in un certo senso a riconoscere l'anima. No, io sono solo riuscito in quel momento lì a capire e con gran fatica a ricordarmi anche tutta la storia, per il semplice fatto che avendo picchiato molte volte la testa ho perso anche molte volte la memoria proprio per il mio vario percorso. Comunque quello me lo sono ricordato proprio bene, perché infatti poi è successo come mi avevano fatto vedere i cabalisti, però è stato come un accendersi, no? Quando si accendono le lampadine e vengono dei flash che ci si ricorda alcune cose del proprio passato, e questa cosa qui ho riconosciuto questa signora, gliel'ho anche detto tra l'altro, però vabbè, lei spero che mi abbia creduto, comunque mi ha aiutato in modo importante, sebbene all'inizio è stata una delle mie peggiori nemiche, e la Delia quando veniva a trovarmi in modo medianico me lo disse, mi disse guarda che quel giorno che io ritornerò non sarò più come adesso, ma sarò in un certo senso un po' duretta, perché non riuscirò a capire come sta muovendosi il mondo, mi chiese anche perdono per le cose che avrebbe fatto, perché non era
in grado di capire cosa stava effettivamente succedendo. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano ringrazia Mon Meg per avergli fatto questa domanda e avermi dato la possibilità di spiegare. Vi chiede, se volete fare dei commenti, di farli qui sotto, che il vostro Marietto è sempre contento di poter rispondere. Certamente nelle mie possibilità, non posso inventare cose che non ho mai visto, a dipendenza delle domande che fate. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di mettere un bel like, e alla prossima. Grazie, ciao.